Tragedia a Oderzo, ragazza travolta uccisa da un'auto poco dopo le 18, dinamica ancora da chiarire, era scesa dalla vettura forse per la presenza di un animale in strada. Inchiesta di Gorizia, i 42 indagati per la gestione migranti al CIE di Gradisca di Isonzo, Zappalorto è amareggiato, ma Sereno dice il legale del prefetto di Venezia, sorpresa anche per l'ex prefetto di Treviso Marrosu. Cautela della politica sulla vicenda, spero si faccia luce al più presto, dice il governatore di Friuli Venezia Giulia Federica. Il PD dice il governo intervenga per ridefinire le norme sulla immigrazione. In piazza Santa Maria dei Battuti a Treviso l'aperta sfida del centro sociale Giango a Cassugana per difendere l'esperienza all'ex caserma Piave. Il sindaco Siscordi dicono di mandarci via. Sono terrorizzate le parole di rabbia e paura dell'imprenditrice trevigiana Cristina Varisco, vittima del quinto furto nella sua abitazione. Paura per 2 incendi causati da distrazioni. A Fara di Soligo inquilino dimentica la pentola sul fuoco. A Vittorio Veneto un mozzicone di sigaretta lanciato acceso innesca le fiamme in un bar. 20.000 persone in piazza Torino per dire sì alla TAV, tanti veneti presenti e sull'ipotesi di un referendum chiesto dal Piemonte al nord le parole di Zaia: se serve lo facciamo, le grandi opere vanno realizzate. Oltre 11.000 euro raccolti ieri sera dalla cena solidale organizzata da Monastier per gli alluvionati della Golena del Piave, ai tavoli a servire 18 sindaci. Telespettatori di Antena 3, buonasera, buonasera e ben trovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano, l'avete sentito dai titoli, c'è la cronaca di una tragedia consumatasi poco più di un'ora fa tra Piavon e Oderzo. Una vittima giovane, una ragazza la cui identità ancora non è stata resa nota, avrebbe tra i 25 e i 28 anni, che è stata investita, travolta e uccisa da un'auto. A quanto sembra, ovviamente la dinamica è ancora da chiarire, la ragazza si trovava in un'auto, non è ancora chiaro se guidata da lei o da alcuni amici, ma è scesa, sarebbe scesa dalla vettura forse per la presenza di un animale in strada. Forse addirittura un gufo. Sta di fatto che la ragazza, scendendo in strada, non si sarebbe accorta, a quanto pare, della vettura che sopraggiungeva anche con il buio ed è stata travolta e uccisa. Questo è quanto sappiamo ad ora di questa tragedia ennesima purtroppo che si è consumata a Oderzo, e cercheremo nel corso del nostro telegiornale proprio di darvi qualche dettaglio in più su questo ennesimo purtroppo dramma. Nel frattempo torniamo a parlare della inchiesta che vede coinvolti 42 persone, tra i quali l'attuale prefetto di Venezia, il trevigiano Zappalorto, e l'ex prefetto di Gorizia e Treviso Marrosu, per la gestione del centro migranti di Gradisca di Isonzo. Pesanti le accuse a loro carico, ma l'avvocato di Zappalorto fa sapere che il suo assistito è determinato a provare la sua estraneità a questi fatti. È sereno proprio per quanto è stato oggetto del proprio operato, per il merito del proprio operato, e quindi è certo anche che si chiarirà questa situazione sicuramente, e speriamo in tempi brevi. 42 indagati, tra cui 3 prefetti, accusati di concorso esterno in associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, truffa aggravata e falso per aver omesso un'adeguata vigilanza. Si tratta dell'attuale prefetto di Venezia, il trevigiano Vittorio Zappalorto, dell'ex prefetto di Treviso e Gorizia, Maria Augusta Marrosu, ora in pensione, e dell'ex viceprefetto di Gorizia, Gloria Sandra Allegretto. Sotto la lente di ingrandimento della magistratura goriziana, la gestione del centro di identificazione ed espulsione degli immigrati e del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Gradisca di Isonzo tra il 2011 e il luglio 2015. Ai 3 prefetti è già stata notificata la chiusura indagini. La procura goriziana si appresta ora a chiederne il rinvio a giudizio. Sotto inchiesta l'operato dell'Onlus trapanese che gestiva le 2 strutture, a cui sarebbe stata aggiudicata nel 2013 sotto la reggenza di Marrosu in maniera risultata fraudolenta la gara d'appalto da quasi 17 milioni di euro per l'affidamento dell'incarico. Una situazione in cui neppure il successore di Marrosu, Zappalorto, aveva fatto chiarezza, malgrado quello che, stando alla procura, accadeva all'interno di CIE e Cara, dove agli ospiti non venivano erogati i servizi previsti e dove si sovraffatturavano presenze inesistenti, e questo senza che la prefettura facesse alcuna obiezione, con danni all'erario per milioni di euro. Di tutt'altro avviso il legale di Zappalorto, che si sarebbe adoperato invece per mettere fine alle scorrettezze, concordando ogni passaggio con Avvocatura di Stato e Ministero. Negoziando prima della scadenza del contratto una transazione
con il gestore per poi sostituirlo con uno nuovo che oggi è in attività, quindi risolvendo definitivamente un rapporto critico. Il coinvolgimento nell'inchiesta di Zappalorto lascia perplesso il mondo della politica per l'integrità che il funzionario ha sempre dimostrato. Ha una storia che non può essere messa in discussione e che da sola costituisce un'ipoteca sull'aspettativa che c'è di una positiva conclusione della vicenda. Caute le reazioni politiche su questa vicenda, sentiamo. Spero che si chiuda velocemente la faccenda e che venga individuata se c'è qualche colpa. È cauto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel commentare la notizia dell'indagine a carico di 39 persone, tra cui l'attuale prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, su presunte irregolarità nella gestione del CARA di Gradisca di Sonzo. Fedriga è tra i pochi leghisti disposti a esprimersi sulla vicenda, di cui auspica una rapida soluzione. Sarebbe scorretto, fa presente, tenere dei funzionari dello Stato in una situazione di incertezza per troppo tempo. Di episodio spiacevole parla invece il deputato veneziano del PD Nicola Pellicani. Attendiamo gli sviluppi giudiziari, dichiara, ma nel frattempo sarebbe necessario un intervento del governo e del Parlamento per ridefinire le norme sull'immigrazione, dimostratesi troppe volte inadeguate. L'indagine faccia il suo corso, certo che questo mette in luce come nelle politiche appunto dell'accoglienza degli immigrati non ci sia chiarezza, non è la prima indagine che nasce anche a carico di prefetti e questa è una spia che ci dice che servono norme più chiare che mettano anche al riparo i funzionari dello Stato quando devono agire anche in momenti di emergenza. Per come lo conosco io, Zappalorto è persona corretta, che osa l'ex sindaco di Venezia Sandro Simeonato, che ricorda il passaggio di consegna all'allora commissario quando la giunta Orsoni cadde in seguito all'inchiesta sul Mose. Ho conosciuto una persona leale, seria, che faceva il suo dovere, un servitore dello Stato nelle sue funzioni. Quindi insomma, per carità, se le indagini sono state avviate qualcuno avrà necessità di capire quale possa essere la verità, insomma, ma per come l'ho conosciuto io mi auguro che le cose si risolvano con l'assoluta dimostrazione che lui non c'entra. Quanto all'ipotesi di dimissioni, i democratici concordano sull'inopportunità di un simile gesto da parte del prefetto, almeno in questa fase. Lo dicono anche i 5 Stelle ormai che insomma, se non si è dimostrato, non è stato condannato almeno in primo grado, deve mantenere il proprio ruolo. Raggiunta al telefono, l'ex prefetto di Treviso, Maria Augusta Marrosu, preferisce non commentare la vicenda, limitandosi a dire di essere dispiaciuta e amareggiata, ma anche consapevole di aver fatto il proprio dovere. Sono tranquilla, aggiunge, dal momento che in questa indagine sono in buona compagnia. Spero che tutto venga chiarito al più presto. Avvilente, dice, vedersi contestate accuse simili. Per fortuna, conclude, ho la solidarietà di chi mi conosce. Così le parole di Marrosu, rimasta, lo ricorderete, a Treviso solo 2 anni come prefetto, e furono 2 anni costellati di momenti anche molto tesi. Vergognati! Vergognati! Non ce la faccio più! Senti cosa faccio! La prossima volta che io sto nella testa di qualcuno! Sì, si allontana, ma voi! Sapete cosa vuole? Luglio del 2015, tensione alle stelle a Quinto di Treviso dopo l'arrivo nei condomini di un'affollata area residenziale durante la notte di un centinaio di profughi. Il capitolo più difficile dell'esperienza trevigiana di Maria Augusta Marrosu, che pochi giorni dopo fu trasferita. Io non sapevo niente e ho detto al prefetto, la rispetto come persona, ma per il ruolo che lei ha, cioè rappresentante del governo, avrà solo e esclusivamente un'ostruzione da parte mia. Era arrivata nella Marca dopo 8 anni a Gorizia solo nel 2013 Marrosu per raccogliere l'eredità dell'ultimo dei prefetti storici della città, Aldo Adinolfi. 66enne, originaria di Salerno, laurea a Bologna, si era trovata in prima linea nella massiccia accoglienza ai migranti che sbarcavano a migliaia sulle coste italiane. Da piazzare ovunque fosse possibile, strutture private ma anche oratori parrocchiali, caserme, finché sistemarli era diventato quasi impossibile per l'opposizione di sindaci e cittadini, arrivando addirittura a suggerire ai richiedenti asilo, in un'altra circostanza rimasta famosa, di scendere dalla corriera e disperdersi una mattina in stazione dei treni a Treviso, poi fatti di Quinto con il presidio notte e giorno dei residenti.
Fino all'altro ieri i miei figli salivano e scendevano le scale tranquillamente. Mi dispiace, ma adesso come posso fare a sentirmi serena? Infine l'apertura del centro di accoglienza all'ex Serena di Dosson. Chiaro che è l'ultima delle cose che avrei voluto fare, di mettere 100 persone in un condominio, ma visto che la caserma non era ancora disponibile perché l'abbiamo chiesta da aprile, ci vogliono i tempi tecnici, e allora a questo punto uno dice piuttosto che lasciarli in strada, piuttosto che fare situazioni come abbiamo dovuto affrontare di caserma Salsa e della stazione, a questo punto ce li metto in appartamento. Posso pensare a una protesta ma non a situazioni del genere. Di ben altra gravità l'altro episodio per cui si parlò molto di lei un paio di mesi prima, un ristoratore di Cima d'Olmo la sorpresa nel suo locale durante una cena istituzionale con il cagnolino, finì in un battibecco col marito del prefetto. Tutto si può fare, ma ci sono modi e modi. No, chi sono io? Tu non sai chi sono io. Che mi denuncia? Il trasferimento a fine luglio dopo la bufera sui profughi con Marrosu che si accomiatò dalla Marca con un saluto amaro contenuto in una lettera. Per certe situazioni scrisse: non ho avuto il sostegno di tutti. Chiudiamo questa pagina dedicata all'inchiesta di Corizia e parliamo adesso della manifestazione del Centro Sociale Django nel pomeriggio in piazza Santa Maria dei Bettuti, e c'è una ennesima sfida a Ca Sugana. E sono veramente contento di vedere questa piazza che si sta riempendo, perché credo che questa sia la migliore risposta alla giunta Conte, a chi vorrebbe trasformare questa città in un cimitero. A Santa Maria dei Battuti scendono in piazza non solo i ragazzi di Django, ma anche le diverse anime della sinistra trevigiana che vedono nella volontà del sindaco Mario Conte di smantellare il centro sociale una deriva pericolosa per l'intera città. È una manifestazione per riprenderci la città, perché la ex caserma Piave, grazie all'occupazione, alla progettazione partecipata, ai ragazzi di Django, è ridiventata un luogo vivo della città. Noi ci siamo perché crediamo in queste battaglie, credo che una caserma completamente chiusa, invece una caserma che vive, sia una cosa importante. Non capiamo assolutamente l'atteggiamento di questa amministrazione che attacca i deboli e non i forti, e questo è il problema. Quella che abbiamo di fronte da parte di questa giunta sia un'iniziativa estremamente pericolosa, e noi tutti dobbiamo sentire, anche chi non partecipa a Django, questa come una battaglia di libertà, uno spazio di libertà che va difeso per tutti. In piazza in 150, secondo la Digos, pochi i volti del Partito Democratico, ennesima dimostrazione dell'amore e odio nutrito per Django. Immancabile Antonella Tocchetto, secondo cui non è vero che la convenzione tra Comune e Open Piave è stata violata. Queste sono idee di questa amministrazione, penso anche nella loggia dei Cavalieri e l'allestimento della loggia di un bene tutelato dai beni ambientali ci sia qualcosa che non sia in regola. Approfondiremo anche in tal senso. Noi il messaggio che lanciamo è: non ce la farete mai, non ce la farete mai ad annullare tutto questo patrimonio umano, sociale, culturale che in questa città vive e che appunto vuole difendere il proprio diritto a prendere parola. Questo a Treviso. Adesso ci colleghiamo con Oderzo, dove vedo già il nostro Lucio Zanato che si trova nei pressi, credo, della zona dove purtroppo si è consumata la tragedia di cui abbiamo parlato in apertura. Lucio, allora ci confermi quanto abbiamo detto? Abbiamo raccontato di una ragazza travolta da un'auto, forse per la presenza di un animale in strada, era scesa dalla sua vettura, è così? Allora, intanto buonasera ai telespettatori di Antenna 3, mi trovo in via della Serenissima, quella che vedete alle mie spalle in lontananza, il luogo dove c'è ancora la salma della ragazza e si procede al recupero appunto della salma. La ragazza sarebbe una 25enne e pare sia confermato appunto l'ipotesi che lei sia scesa per salvare un animale, pare un gufo, e proprio in questo atto sia stata inesorabilmente travolta da un altro veicolo. Ripeto, le notizie sono ancora abbastanza frammentarie perché, come vedete, si stanno tenendo a distanza, anzi io mi sposterei per riuscire a farvi vedere proprio il luogo dove in questo momento sta operando le forze dell'ordine. Ecco, adesso dovreste vedere molto meglio, insomma, la località, ecco, riuscite a vedere proprio la zona, cerco di inquadrarla ancora meglio in maniera tale che riusciamo a vedere. L'altezza è, diciamo, più o meno l'altezza della circonvallazione, la strada è chiusa in questo momento, cerco anche di farvi vedere più
più da vicino la situazione, ecco qua, così riuscite a vedere, diciamo, com'è la situazione in questo momento lungo via della Serenissima nella circolazione. Come ripeto, vedete la scena come la sto vedendo io in questo istante, pare appunto che la ragazza sia scesa per salvare un animale, c'è chi dice addirittura un gufo. L'aria comunque si presterebbe perché siamo nella circolazione di Oderzo, quindi non ci sono case vicine e sono tutti quanti campi, quindi è probabile appunto che se non è proprio un gufo sia stato un altro animale che in quel momento si trovava in mezzo alla strada. Come ripeto, la ragazza è una 25enne, quasi è un'opitergina, non possiamo dare le generalità perché pare che la famiglia non sia stata ancora informata. Comunque un tragico fatto, tra l'altro non è il primo caso di incidente mortale lungo questa strada, poco tempo fa, credo meno di un anno fa, non nelle stesse circostanze ma comunque più o meno nello stesso luogo ci fu un altro incidente con esiti mortali. Nicola? Ti ringrazio. Allora, se hai ulteriori aggiornamenti ci possiamo ricollegare magari verso la fine del nostro telegiornale per capire se ci sono altri dettagli di questa vicenda. Adesso la cronaca, continuiamo, e le parole di rabbia di chi ha subito l'ennesima razzia in casa, le parole di Cristina Varisco, imprenditrice trevigiana. Ho pianto per 4-5 ore, non c'ho più lacrime, io ho una rabbia in corpo, perché è anche giusto che se mai dovessero prenderli, che li lasciassero dentro in galera, perché una volta dentro, fuori poi, se sono fuori continuano a rubare, questo è il mio dilemma. Io ho il terrore, la quinta volta, adesso io devo andare a casa, mi dica lei con che animo aprirò, girerò le chiavi della porta di casa. Uno sfogo amaro, colmo di dolore ma anche di rabbia, quello dell'imprenditrice Cristina Varisco, sorella dell'artista del cristallo Marco. I ladri hanno fatto irruzione in casa mentre lei e i figli erano fuori, hanno messo tutto a soqquadro ed hanno portato via preziosi gioielli per diverse migliaia di euro. Che poi col carattere che mi ritrovo ho paura anche di reagire male, perché sono talmente arrabbiata, talmente, non si può dire, che io potrei anche reagire. E se reagivo, dice, potevo rischiare di finire in ospedale. Questa è la quinta volta che i ladri fanno irruzione nella sua casa. Sono entrati scassinando una finestra. Per assicurarsi di non essere in nessun modo disturbati, hanno chiuso dall'interno la porta blindata. Dopo una giornata di lavoro arrivo a casa, mi trovo bloccata fuori casa, praticamente la porta era chiusa dall'interno, lì ho capito immediatamente che c'erano i ladri. Oltretutto sapevo che i miei figli non erano in casa, per cui c'è stato proprio un pensiero immediato, i ladri. I ladri hanno rovistato ovunque, aperto cassetti, armadi, hanno tirato fuori tutti i vestiti. Sono stata tutta la notte a lavare e disinfettare le mie cose, ci dice sconsolata. Quando ho chiamato i carabinieri ancora tremavo. Tanti mi chiedono quanto ti hanno rubato, cosa ti hanno rubato. La domanda fondamentale è: cosa hai provato quando sei entrata in casa? Alla rabbia si somma anche l'impotenza, se li prendono, tanto poco dopo sono fuori. Non manca la sicurezza. È la certezza della pena che manca. Cioè, anche se li prendono fra 2 ore, li prendono, li mettono in galera, poi? 2 distrazioni, 2 incendi, è accaduto a Fara di Soligo e Vittorio Veneto. Le fiamme si sono propagate in pochissimo tempo, avvolgendo le stanze della casa di Rita Beth, la storica ex presidente della Proloco di Fara di Soligo. A provocare l'incendio una pentola dimenticata dal marito sui fornelli. La donna, che si trovava al piano superiore, ha cominciato a sentire un forte odore di bruciato. È quindi scesa e in cucina ha visto le fiamme alte ed il fumo che ormai aveva invaso la zona. Immediatamente è corsa al primo piano per rifugiarsi in un terrazzino. Le urla hanno richiamato l'attenzione del fratello, che vive in una casa accanto e che ha subito allertato i mezzi di soccorso. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, il sindaco ed i carabinieri. Non è stato facile portare in salvo la donna e spegnere il fuoco, ingenti i danni all'abitazione. Rita Beth è stata portata in ospedale per intossicazione da fumo. Questa mattina nuovo intervento dei vigili del fuoco, l'incendio è scoppiato nell'area esterna del caffè Carducci a Vittorio Veneto. Prima dell'apertura del noto bar, infatti, verso le 6 le fiamme alte sono improvvisamente divampate nell'area adibita al plateatico, tanto che nell'incendio è rimasta distrutta parte della mobilia, tra cui un tavolo ed un ombrellone. Anche in questo caso a causare il rogo sarebbe stata una distrazione. Sembra infatti dai primi accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri che a innescare l'incendio sia stato un mozzicone di sigaretta gettato ancora acceso contro l'ombrellone. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito.
2. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, tanti i veneti oggi a Torino in piazza per dire sì alla TAV. Dal Piemonte la richiesta alle regioni del nord di un referendum per la TAV. Sentiamo cosa ne pensa il governatore del Veneto, Luca Zaia. Il tempo è scaduto, questo dicono amministratori locali, esponenti politici e cittadini comuni oggi a Torino per chiedere che si metta a un punto la questione TAV. Tra i 30.000 di Piazza Castello anche il presidente della regione Liguria, Totti, e Piemonte, Chiamparino, che dice: il governo ha la responsabilità di decidere, non ci sono più alibi, l'analisi costi-benefici è stata presentata, speriamo decidano e di conseguenza noi agiremo. Se sarà sì bene, se sarà no, proporrò un referendum consultivo per chiedere l'opinione dei cittadini. Un invito che il governatore del Piemonte stende anche agli altri colleghi del nord, ma sul quale il presidente Zaia non appare del tutto convinto. Il movimento dei pari dei cittadini sanno che noi ad esempio ci siamo presentati con un programma chiaro nel 2015 che prevedeva e prevede la realizzazione della TAV e di tante altre opere che sono la Valdastico Nord, per citarne una, la Pedemontana. Pensare che da questo si debba ricorrere a un referendum, dico che sarebbe anche un po' una sconfitta. Se bisogna di farlo noi lo facciamo a referendum, però è pur vero che in questa fase noi come cittadini ci siamo presi un impegno, le grandi infrastrutture servono. Referendum o meno, le grandi opere vanno portate avanti, spiega il governatore del Veneto, che auspica che all'interno dell'esecutivo si arrivi ad un accordo. Spero che anche questa volta si trovi una soluzione, perché se la soluzione è non fare le infrastrutture direi che non va bene, ma penso che questa non sia la volontà assolutamente dei leghisti e spero non lo sia fino in fondo neanche dei grillini. Ieri abbiamo raccontato, ieri sera, proprio in diretta, all'inizio di quello che era la cena a Monastier per gli alluvionati della Golena. Allora vediamo poi come è proseguita la serata e quanto è stato raccolto. Niente fascia tricolore, ma grembiule, vassoio in mano, così non si erano mai visti sindaci, assessori, consiglieri comunali della Marca, di quei territori attraversati dal Piave che in maniera diversa fino a ottobre hanno dovuto fare i conti con la piena del fiume e la devastazione lasciata dall'acqua e dal fango. Un evento eccezionale, hanno raccontato i residenti della Golena, mai visto prima nemmeno nel 66, con diverse case ancora inagibili, altre mai più abitabili. Per loro sono stati giorni difficili, fuori dalla propria casa, come spiega Don Giampaolo Bano, parroco di Ponte di Piave. Hanno dovuto dipendere dalla solidarietà, ma hanno saputo affrontarla bene. Cresce il volontariato attraverso queste disgrazie. Popolazioni che hanno bisogno di un sostegno e in loro aiuto sono arrivate le amministrazioni, le associazioni e i cittadini che hanno partecipato alla cena solidale di Monastier. Sono quasi 20 sindaci, quasi 20 amministrazioni per 4 comuni e questo vuol dire insomma che fare squadra funziona e sono 420 persone che hanno risposto a questo invito. Ma l'aiuto a questi territori è arrivato sin dalla vigilia della cena. I prodotti serviti ai tavoli, così come gli oggetti messi in palio nella lotteria di fine serata, sono stati infatti acquistati dai commercianti dei comuni colpiti dalla piena. L'iniziativa è lodevole, anzi insomma credo che per queste manifestazioni i sindaci siano sempre disponibilissimi. Imboccarsi le maniche quando c'è da essere attivi per i propri cittadini, noi ci siamo sempre. Un'iniziativa stupenda trovo io, in aiuto a una regione che è stata molto privata. Una bella iniziativa e una bella cosa da fare. Nel corso della serata il Comitato Il Melograno ha consegnato 2 assegni ai comuni di Ponte di Piave e Salgareda di 1.000 euro ciascuno, soldi raccolti tra i commercianti dei 2 comuni. L'incasso della serata sarà ora diviso tra i 4 territori maggiormente devastati, San Biagio, Zenson, Salgareda e Ponte di Piave. Il commissario prefettizio di quest'ultimo comune intende mettere da parte quanto ricevuto dai privati. Per realizzare una sorta di regolamento, chiamiamolo un bando pubblico, di accesso a forme di contribuzione anche per esigenze minute come può essere magari il contributo per l'acquisto di un elettrodomestico andato perso a causa dell'alluvione. Ringraziare tutti i miei colleghi perché una disponibilità così sincera, così naturale da tanto tempo non la vedevo. Io spero un giorno, per cose, non ovviamente per tragedie, di poter ricambiare con loro quello che oggi hanno fatto per me. Allora di nuovo a Oderzo in questo momento, vedo già le immagini che sta realizzando il nostro Lucio Zanato, allora ci ricolleghiamo con lui, restiamo su questa inquadratura per poter meglio vedere cosa sta accadendo e
Ricordiamo una ragazza travolta e uccisa da un'auto scesa in strada forse per raccogliere un animale. Lucio, ci sono altre novità in questo momento? Allora, come state vedendo in diretta, si procede al recupero dell'auto, la vedete sulla sinistra, della ragazza. In questo momento il carro funebre ha portato via la salma proprio in questi istanti mentre ci stavamo collegando, mentre i carabinieri, come vedete, stanno procedendo ai rilievi per capire l'esatta dinamica di quello che è successo. Comunque l'unica cosa che potremo confermarvi è sicuramente che è una pitergina e che l'età è sui 24-25 anni. Le generalità non sono ancora state evidentemente diffuse perché non è ancora stata avvertita la famiglia, comunque i familiari. Come vedete nelle immagini in diretta, sì, si sta procedendo passo dopo passo per stabilire l'esatta dinamica di quello che in questo momento pare essere veramente un incidente davvero particolare, cioè è capitato per salvare un animale. Al momento noi siamo a una discreta distanza, siamo a un centinaio di metri circa e questo è quello che trapela, insomma, dalle notizie, insomma, che stanno arrivando fin qua. Ricordo è Viale della Serenissima, praticamente un pezzo di tangenziale di Oderzo, nel raccordo vicino alla rotatoria che porta al borgo di Piavon di Oderzo. Per il momento qui da Oderzo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato. Come vedete, appunto, si stanno già formando evidentemente anche le inevitabili code, il traffico che si blocca come purtroppo accade in queste situazioni. Il nostro Lucio Zanato, che abbiamo visto in azione adesso ad Oderzo, ieri sera invece ha continuato il suo viaggio nella memoria di Antenna 3 con 40 ogni venerdì. Allora da ieri sera vediamo un estratto della trasmissione, alcuni momenti particolari della nuova tappa nella memoria di Antenna 3. Come l'ha rivalutato voi di Treviso Servizi? Allora, Treviso Servizi diciamo all'inizio non ha mai trovato grande interesse sui tavoli, almeno allora, della provincia. Treviso Servizi, oggi area dogana e per i giovani appuntamento di fine estate con l'On Festival. Uno spazio enorme che doveva diventare il comparto fieristico della città in competizione con le fiere di Vicenza e Padova. Una storia che abbiamo raccontato con uno dei volti storici dell'ente provincia di Treviso, Ivon Tordini, negli anni 70 e per un ventennio capo di gabinetto di presidenti come Giuseppe Martonno, Lino Innocenti. Ha raccontato a 40 la guerra politica dell'allora presidente della Camera di Commercio Antonio Romano e appunto Innocenti. Un conflitto dialettico decisamente diverso da quelli utilizzati dai politici di oggi. Una proposta, una provocazione che secondo la sua intenzione dovrebbero accelerare i tempi. La mia opinione, tutta la divergenza poi sta qui, è che invece se probabilmente la Camera di Commercio, la Treviso Esposizioni, prima di fare il piano di fattibilità, avesse parlato con la provincia, con il comune, avremmo ritardato qualche mese o forse anche un anno a presentare il piano di fattibilità, ma forse l'opera partiva prima. Ma 40 non ha approfondito solo la vicenda Treviso Servizi. Con Sebastiano Rizzo, uno dei primi redattori del telegiornale, abbiamo rivisto le nostre discariche, che spiegano come mai oggi le falde sono inquinate da mercurio o metalli pesanti. Quello dell'ambiente sicuramente non come oggi, non come negli ultimi anni, era comunque un tema. E la sensibilità era inferiore, la sensibilità del pubblico, di tutti noi era inferiore. Guarda cosa c'è, e questo è tutto percolato, sì. E non c'era vasca, non c'era niente. Infine una delle rubriche immancabili del telegiornale del venerdì sera di Antenna 3, le previsioni dell'allora capitano Iannicelli. Buonasera. Come erano le previsioni, la settimana è stata meteorologicamente dominata dall'anticiclone atlantico, il quale ci ha assicurato tempo bello stabile. Eccolo qua, il capitano delle previsioni, il nostro generale adesso, Giancarlo Iannicelli, ben arrivato. Tempo che passa. Siamo in chiusura solo per ricordarvi che domani, domenica 20 gennaio, al pomeriggio, aperture straordinarie della mostra dei presepi realizzata a Biadene di Montebelluna, 2 giornate aggiuntive per consentire a chi non fosse ancora riuscito di visitare le 40 natività realizzate da un gruppo di genitori della scuola dell'infanzia nella chiesetta del paese. Le offerte che saranno raccolte durante la visita al presepe, quindi sia domani che domenica prossima, serviranno per realizzare importanti lavori proprio nell'asilo, quindi è importante anche visitarli. È davvero tutto, le previsioni del tempo e ci salutiamo, arrivederci.
De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Non cambia la situazione rispetto ai giorni scorsi. Nel dettaglio, sul Veneto l'anticiclone che staziona ormai da giorni continuerà a garantire un tempo asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese piogge. Temperature minime tra i -3 e -1 gradi, massime comprese tra i 4 e 6 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà ampiamente soleggiato. Sarà infatti sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime oscillanti tra i -2 e 1 grado, massime comprese tra i 5 e 7 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Prosegue anche sulla nostra regione questa lunga parentesi all'insegna di un tempo stabile, soltanto qualche nube in più potrà riguardare al mattino le vallate meridionali. Altrove invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno. Temperature minime tra i 2 e 4 gradi, massime tra i 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.